Questa mostra è il contributo che il Centro di Iniziative Culturali Pordenone dà alle tante manifestazioni per i 700 anni danteschi che coinvolgono molti comuni e molte istituzioni anche nella regione Friuli Venezia Giulia. Ci sembra una mostra importante, in primo luogo perché questi lavori, i lavori di Toffolo Anzil, pittore di Tarcento, nato nel 1908 e morto nel 2000, ecco, per chiarire i limiti cronologici, ecco, questi lavori non sono molto conosciuti. È ben vero che sono stati anche pubblicati in un bel libro a suo tempo, ma quasi 30 anni fa. Ecco, successivamente, in sostanza, non sono quasi mai stati visti. Ecco, allora noi abbiamo pensato di chiederli proprio per costruire questa mostra, il Dante di Anzil. È una mostra importante sia per la capacità dell'artista, del pittore, che è stato, ricordiamolo, uno dei grandi protagonisti del neorealismo friulano e poi della pittura in genere friulana e italiana, insomma, del Novecento. È importante sia per la capacità, la fantasia, l'immaginazione con cui Anzil ha saputo entrare nell'universo di Dante, in particolare nell'universo dell'inferno, anche se poi alcune cose si riferiscono a purgatorio e paradiso, e sia per le soluzioni tecniche, la capacità nettamente, strettamente pittorica che Anzil ha saputo usare in questo suo sprofondare, diciamo, nel grande poema dantesco. Sono tutte opere realizzate tra il 1986 e il 1988, sono più di 100, qui in esposizione ce ne sono circa una novantina, e quindi si capisce che è stata veramente una grande immersione, una profonda immersione. Tutti ricorderanno l'incipit della Divina Commedia perché è famosissimo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ecco, questo è un tema che Anzil prende in una delle sue raffigurazioni ed è questo alla mia sinistra, la selva oscura. Possiamo vedere non soltanto l'abilità del pittore, ma anche come lui riesca a rendere questo clima misterioso e favoloso, ma anche gotico e anche saturnino, ecco, della selva. E si legge benissimo anche la figura del poeta che in questa selva è disperso, e infatti continua la terzina, «Ai quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia ed aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura». Ecco, questa è proprio la selva selvaggia ed aspra e forte di Dante. Anzi, non ha bisogno di cambiare la tradizione, diciamo, perché riesce a dare alle immagini della tradizione tutta la forza che esse possono esprimere. Questo lo possiamo vedere anche in tante altre sue figure e rappresentazioni della Divina Commedia. Adesso ci troviamo di fronte a un'immagine che è l'immagine di un personaggio, a differenza dell'immagine di prima che era invece un'immagine di clima, diciamo, no? Di atmosfera. Questo è il personaggio centrale dell'inferno perché è Lucifero. Credo che sia notevolissima la capacità di Anzil di restare nella tradizione, per cui ecco, il demonio ha le corna, voglio dire, non si allontana quindi lui dall'immagine che noi siamo abituati a pensare, però lui riesce a dare a questa immagine una effettiva terribilità e direi anche una effettiva disperazione. E proprio questi occhi fissi, questo volto esprimono, a mio giudizio almeno, io lo sento così, esprimono proprio la disperazione dell'eternità della punizione, la disperazione dell'eternità del male. Lucifero è il re del male, ma questo re, nel momento stesso in cui, essendo re, diciamo, trionfa, anche trionfa nella disperazione. Anzil riesce, secondo me, a tradurre tutto questo. Ricorderete forse come Dante introduce la figura del conte Ugolino nel profondo dell'inferno. Il conte Ugolino con i suoi figli era stato fatto morire di fame dall'arcivescovo Ruggeri e nell'inferno il conte mangia, si può dire, rosicchia la testa dell'arcivescovo. Siamo sul piano dell'orrido. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a capelli del cranio che gli avea di retro guasto.
Ecco, anche qui la forza di Anzil è quella di riuscire a creare queste immagini deformate, profondamente potremmo dire quasi animali, e tuttavia restare sul piano dell'orrido, non passare al grottesco. Voglio dire, rimane credibile in questa rappresentazione, evidentemente difficilissima, ma del resto tutto il disegno di Anzil per l'Inferno è un disegno estremamente raffinato, estremamente preciso e puntuale. In queste figure scure, in queste figure che giocano tra il nero e il grigio, lui riesce ad essere sempre estremamente preciso, una narrazione che mantiene una grande tragicità. Questa mostra sul Dante di Anzil è completata da 10 autoritratti, il primo dei quali è degli anni 30 e l'ultimo è della fine degli anni 80 o dei primi anni 90, quindi capite si tratta di 10 autoritratti che in qualche modo riassumono la vicenda pittorica di Anzil. Perché questo? Perché Anzil in questi autoritratti dà un'immagine di sé che è un'immagine enigmatica, che non è un'immagine chiara, perché lui sapeva che la vita era complessa e sapeva di essere complesso anche lui. E io credo che per questo motivo lui poi sia stato in grado di affrontare questa impresa sull'inferno, sul purgatorio, sul paradiso e riuscire. Perché un artista complesso e psicologicamente profondo può riuscire in un'impresa del genere senza cadere nell'illustrazione. Ci sono infatti delle illustrazioni di Dante che sono molto belle, ma sono illustrazioni. Quella di Anzil invece è proprio una interpretazione. Ecco, questa è la differenza. Ora, ci soffermiamo un attimo su questo autoritratto perché, vedete, è un autoritratto assolutamente enigmatico. Intanto è impostato come un autoritratto del Rinascimento, è come una specie di autoritratto di un pittore rinascimentale. Poi vedete che la luce viene dall'interno della figura, non è una luce che viene da destra o da sinistra, dall'alto o dal basso, viene dall'interno della figura, un po' come facevano certi artisti del Rinascimento, del pieno 400. E poi c'è questo fiore rosso, che naturalmente avrà anche un significato simbolico. Tutta l'immagine, secondo me, vive in questa ambiguità simbolica che appartiene alla natura non solo di Anzil come persona umana, eccetera, ma anche appartiene alla sua natura di pittore, che in questa mostra si può cogliere magnificamente, secondo me. E tutti questi 10 autoritratti, a mio giudizio, sarebbero tutti, voglio dire, da museo, cioè da grande collezione pittorica.